Negli ultimi 10 anni in Friuli Venezia Giulia il numero dei giovani è crollato nelle province di Pordenone e Udine, mentre è cresciuto notevolmente in quelle di Gorizia e Trieste. Tra tutte le 107 province d'Italia monitorate dall'ufficio studi della CGA di Mestre, solo Milano, più 10,1%, e Bologna, più 11,5%, hanno registrato degli incrementi percentuali maggiori di quelli effettuati dalle due province giuliane. Al netto del Piemonte, della Valle d'Aosta e del Veneto, tutte le regioni del nord hanno registrato un saldo positivo. Nel Friuli Venezia Giulia è stato pari a 37 unità. Si può ipotizzare che questo risultato sia riconducibile al fatto che nella Venezia Giulia gli arrivi dei giovani provenienti dal sud Italia, soprattutto dagli stranieri, abbiano compensato il calo delle nascite. In Friuli invece la denatalità ha assunto dimensioni importanti. Ma nei prossimi anni la crisi demografica è destinata a farsi sentire anche nella Venezia Giulia. Pertanto, per incentivare le nascite è essenziale aumentare le risorse da destinare ai servizi per l'infanzia e alle giovani famiglie, mentre per agevolare le nuove generazioni a inserirsi con successo nel mercato del lavoro è necessario investire di più nella scuola, nell'università e soprattutto nella formazione professionale.